Esecuzione completa. E allora dividiamo tutto il brano in 4 parti, in 4 frazioni, ogni frazione in 4 segmenti. Se vogliamo pensare a uno spartito musicale, dividiamo quindi in 4 righe, ogni rigo da 4 battute di 4 quarti. Allora partiamo dalla prima frazione, primo rigo, e vediamo tutta la parte della mano destra. Quindi si parte da questa nota, il Mi. Andiamo a vedere la mano sinistra di questa prima frazione, quindi il primo rigo, abbiamo questo accordo Do maggiore, quindi le note sono Do, Mi, Sol, che alterneremo in questo modo, lentamente. Quindi i primi due, il primo frammento di 4 quarti, abbiamo 2 volte Do, Mi, Sol, come vedete. Seconda frazione, quindi seconda battuta. Ripeto. Quindi Si, Sol, Re, Sol, Si, Sol, Fa, Sol. Terza battuta, terzo frammento. Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Sol, Do, Sol. E poi ultimo frammento, Do e poi, quindi ripeto tutto la mano sinistra. A questo punto è molto utile studiare un frammento alla volta di questa prima frazione, quindi del primo rigo facciamo solo la prima battuta, ci fermiamo sull'inizio della seconda, quindi si coordinano l'inizio, vediamo, si coordinano la mano destra con la sinistra, cominciando dal Mi per la destra e da Do per la sinistra. Ripetiamo. Ci siamo fermati sulla prima nota del secondo frammento, cioè della seconda battuta. Ripetiamo ancora. Quindi abbiamo una nota della destra con 2 della sinistra. Ogni 2 note cambia la nota della destra. In velocità. Passiamo al secondo frammento, quindi abbiamo Sol con la destra e Si con la sinistra. Quindi terzo frammento, quindi Do con la destra, Mi con la sinistra. Quarto frammento ed ultimo della prima frazione. Ancora. Ci
ci siamo fermati sull'inizio del secondo rigo, quindi della seconda frazione. Tutta la frazione intera, prima lentamente e poi accelerando. Ho sbagliato l'inizio del secondo rigo, non ha importanza. Adesso vediamo di nuovo tutta la prima frazione. E adesso invece l'inizio della seconda. Secondo rigo, seconda frazione, mano destra è quasi uguale, cambia proprio la quarta porzione, il quarto frammento, quindi la quarta battuta. Quindi cominciamo, facciamola tutta, questa frazione, secondo rigo. Vediamo la mano sinistra. E si ferma. Facciamo insieme i primi tre frammenti perché tanto sono uguali alla prima frazione. E qua cambia, quindi vediamo. Ripetiamo. Di nuovo. Facciamo terzo e quarto frammento così per vedere il collegamento. Tutta la seconda frazione. Terza frazione, quindi terzo rigo, melodia mano destra. Cambio di leggiatura, quarto dito sul re per scendere con il pollice sul sol e si ricomincia poi dal mi per la ultima e quarta e ultima frazione. Quindi ripetiamo lentamente. Di nuovo. Un po' più velocemente. Poi gli altri due frammenti. Terzo e quarto. Tutti e quattro. E allora, dopo aver fatto un buon allenamento con la mano destra, passiamo alla mano sinistra. Abbiamo detto che cambia la posizione, si scende con il mignolo sul sol, si arpeggia quindi il sol maggiore, poi il do maggiore però con quest'altra posizione, un altro rivolto. Questo è sempre il do maggiore, solo che invece di suonare il sol sopra, così, suoniamo il sol sotto, così. Quindi abbiamo detto primo frammento, sol maggiore, do maggiore, di nuovo sol maggiore, di nuovo do maggiore, quindi primi due frammenti, secondo uguale, poi abbiamo terzo frammento, la posizione di mi maggiore, l'accordo di mi maggiore che parte dal sol diesis, quindi sol diesis, mi, si, mi, quindi la minore partendo da La, quindi abbiamo il rivolto di mi maggiore, questo è mi maggiore, mi sol diesis si, però che parte da sol diesis, questo tasto nero, la minore, poi re maggiore,
è lo stesso rivolto di prima, cioè questo è il Mi maggiore, tutto un tasto, due tasti indietro, abbiamo Re maggiore, che sarebbe questo, però anziché partire dal Re, partiamo dal Fa. Quindi, e ci fermiamo sul Sol. Allora ripetiamo quindi, dal Mi maggiore, la minore, Re maggiore e ci fermiamo sul Sol. Questi sono il terzo e quarto frammento. Facciamo da tutti e quattro i frammenti della terza frazione. Quindi allenatevi bene a farla tutta. Poi iniziate ad accelerare. E adesso lentamente insieme. Ho fatto il primo frammento e mi sono fermato sull'inizio del secondo. Di nuovo. Terzo frammento. Mi sono fermato sull'inizio del quarto. Di nuovo il terzo. Lentamente il primo e il secondo della terza frazione, terzo rigo, prima e seconda battuta. Più veloce. Di nuovo ancora più veloce. Terzo frammento. Di nuovo. Lentamente. Ancora. Quarto frammento. Terzo e quarto. Tutti e quattro i frammenti. Più veloce. Ultimo frammento, mano destra è uguale alla seconda frazione, ultima frazione volevo dire, scusate, quindi ultimo rigo. E quindi è uguale. Invece con la mano sinistra facciamo una variazione armonica, quindi arpeggiamo prima Do maggiore, poi seconda parte facciamo col Si bemolle al posto del Do, quindi questo tasto nero, quindi Do, poi Fa maggiore con il rivolto, partendo dall'A, poi La bemolle, quindi cambia, abbiamo due posizioni, Do Mi Sol, Si bemolle Mi Sol, quindi cambia solo questo con questo, poi abbiamo La Do Fa e La bemolle Do Fa, quindi poi abbiamo quindi
Vediamo insieme. Un pezzetto alla volta. Con la sinistra potete arrivare o con il dito numero 4 o con il dito numero 5. Seconda parte. Tutti e due i primi due frammenti. Ultimi due. Tutti e quattro. Più veloce. E quindi dopo esservi esercitati sui vari frammenti e sulle varie frazioni, così come vi ho mostrato, fate il tutto lentamente. Buon divertimento!